Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Scusatemi per la postazione un po' improvvisata, però ho avuto alcuni problemini in camera e questo era praticamente l'unico posto dove potevo registrare. Allora, penso che ormai tutti abbiate visto scusate, il video per quanto concerne quella storia della pagina del Cagliari e un giocatore del Cagliari, ok? Penso che l'abbiate vista un po' tutti ed è proprio questo che dà il titolo al video. Grazie veramente tantissimo. Grazie tante, perché adesso vado a vedere i numeri, cosa che chi mi conosce lo sa, non sto minimamente a guardare, però questo caso mi sembra doveroso citarli, perché stando al calcolo attuale di YouTube ci sono state 1274 visualizzazioni, che per un canale come il mio sono veramente tantissime, 57 commenti, 169 mi piace, anche un non mi piace che non so da dove sia derivato. Tra l'altro mi scuso anche perché per un breve periodo tecnicamente ho avuto la monetizzazione attivata. E per trasparenza vi dico anche che all'incirca ho guadagnato 20 centesimi. Scusate, avevo detto che l'avrei lasciato demonetizzato, però avevo avuto problemi a caricarlo e l'avevo caricato con l'iPod la monetizzazione non mi si attiva, poi l'ho dovuto scaricare dal PC e quindi l'ho ricaricato su YouTube dal PC e dal PC la monetizzazione mi si attiva automaticamente. Comunque è successo un casino, fatto sta che dopo l'ho levata. Comunque ci ho guadagnato 20 centesimi, Duco la torre. E tralasciando questo, grazie per tutto il supporto, ma non grazie per me, io parlo a nome del ragazzo che era l'admin, il proprietario comunque della pagina, che ha subito questo torto. Allora, ci sono state molte persone che hanno avuto dei dubbi, tra l'altro in questo momento d'ora in poi vedrete tutti gli screen e delle persone che hanno comunque cercato di aiutarci e cercato di fare in modo che questa storia non passasse inosservata, quindi ringrazio veramente tutti. E dicevo, ci sono state delle persone che hanno avuto giustamente dei dubbi, perché diciamo che un qualcosa del genere non è una cosa così comune che accade tutti i giorni e difficilmente ci si tende a fidare. Però ovviamente se non fosse stato vero non mi sarei mai permesso di farci un video sopra e di espormi così tanto, perché è stata una cosa grave quella che è successa. Ci tengo anche a precisare che non è stato tecnicamente il calciatore in sé a far rimuovere il post, ma a quanto pare una persona vicino a lui. Non sappiamo persona vicino in che senso, nel senso se un agente, un avvocato o un qualsiasi cosa, comunque era apparentemente qualcuno di molto vicino al giocatore. Ed è normale, ripeto, che a qualcuno potesse venire dei dubbi, ci sta, però ripeto, non mi sarei mai esposto ad un livello tale se questa cosa non fosse veritiera, perché non mi va di prendere per il culo le persone. Ripeto, grazie tantissimo a chiunque abbia avuto anche solo un pensiero per noi, anche solo una storia, anche solo un commento, anche solo un mi piace, anche solo una condivisione. Veramente a noi serviva qualsiasi cosa per far emergere, scusate il calo drastico di voce, ci serviva qualsiasi cosa per far emergere questa storia. E per quanto io non sia un canale grande, penso di essere riuscito abbastanza bene in questa impresa, quindi sono contento che questa cosa non sia rimasta all'oscuro di tutti, anche perché ovviamente io prima di fare il video ho chiesto il permesso al gestore della pagina di poterlo fare. Lui all'inizio era molto titubante, però a me la cosa non piaceva per niente e volevo che fosse sotto gli occhi di tutti quello che era successo, e poi successivamente mi ha dato il permesso di fare questo video. Tra l'altro sto cercando di allungare la zuppa per avere una tempistica in cui far vedere tutti gli screen, perché ci tengo veramente tanto a far vedere tutte le persone
che hanno mostrato supporto per questa causa, perché alla fine sì, siamo tutti tifosi del Cagliari e magari abbiamo anche delle opinioni diverse riguardo agli allenatori, alla rosa, a quella che può essere la stagione del Cagliari, però gira che te rigira siamo tutti fratelli e nel momento del bisogno il bello di essere un tifoso del Cagliari è anche questo, perché l'unione che c'è tra di noi penso sia un qualcosa di veramente unico, e veramente ve lo dico dal profondo del cuore, nonostante non sia stato io fortunatamente al centro di questa vicenda, è veramente bellissimo quanto il popolo rossoblù sia sempre solidale, è un qualcosa di veramente magico. Penso di aver parlato sufficientemente per mostrare tutti gli screen che ho fatto, ma c'è una parte finale che arriva direttamente dall'admin, dal creatore della pagina, a cui io avevo chiesto comunque di lasciare un messaggio, perché comunque mi sembrava doveroso che foste ringraziati anche da lui. All'inizio avevo chiesto un messaggio vocale, un video completamente nero con un suo messaggio vocale, però anche qui ha preferito non rischiare e ha scelto di mandarmi uno screen che vedrete adesso e che io vi leggerò. Ciao a tutti. Mando questo messaggio a Miro per ringraziare in primis lui, autore del video, e con la quale mi congratulo per aver mantenuto la mia privacy su mia richiesta visto l'argomento. Ringrazio anche voi per aver condiviso e ascoltato il video. Ho letto i commenti e ringrazio tutti quanti, dal primo all'ultimo, anche chi giustamente ha avuto dubbi. Per chi avesse dubbi sulle parole espresse nel mio post su tale giocatore è disponibile il video di Leumas, i dubbi del Cagliari di Maran, nella quale al minuto 6:32 cita il post per intero. Ringrazio anche lui, visto che ora il post è stato cancellato e non ho a disposizione screen che possano testimoniare l'innocenza del mio post. Mi voglio ancora scusare con voi e Miro, che non ha potuto spiegare tutti i dettagli nel video, ma ho voluto tutelarmi il più possibile. Grazie ancora a tutti quanti per la risposta. E io non posso che ringraziare lui, perché diciamo che sotto certi aspetti non dico che l'ho quasi costretto a fare questo video, però l'idea che fosse successa questa cosa e passasse inosservata mi dava veramente troppo fastidio, quindi ho cercato di fare il mio comunque, perché non è possibile che si possano vivere situazioni del genere. Tra l'altro mi ricollego anche a un discorso fatto da lui per quanto riguarda chi sotto il mio video, non tanto quelli che hanno avuto dubbi, ma che mi hanno detto sei stato troppo vago, non hai detto praticamente un cazzo, non ci ho capito niente. Ragazzi, io più di quello non potevo dire, più di quello tuttora non posso dire. Come ha già fatto lui e come ho già fatto sotto il mio video, non posso far altro che invitarvi a guardare l'ultimo video di Leumas. Andate al minuto 6:32 e lì sentirete innanzitutto l'autore della pagina, che io non posso nominare, e soprattutto cosa c'era scritto sotto quel post. Vi ripeto ancora che non era assolutamente nulla di diffamatorio, vi posso semplicemente dire, penso che questo posso dirlo, che erano semplicemente dei dati statistici riguardo a un giocatore in una determinata partita. Era semplicemente quello. Concludo il video ringraziandovi ancora una volta per tutto l'aiuto che ci avete dato, per tutto il supporto che ci avete mostrato. È stato bello vedere come ci siamo uniti tutti, non c'è stata competizione, non c'è stata invidia, eravamo tutti uniti sotto un'unica bandiera, quella rosso-blu in primis, ma soprattutto quella della libertà d'espressione e libertà di parola, specialmente se si parla di dati statistici che quindi non possono essere soggettivi. Veramente grazie dal più profondo del mio cuore, e penso che potrà condividere questo ringraziamento anche l'admin della pagina. Niente ragazzi, detto questo il video finisce qui e grazie ancora.